Questo applauso arriva al momento giusto, perché adesso chiamo un mio amico, un vostro amico, che porterà nel nostro cuore un altro po' di allegria. Direttamente do Paisi, con la sua 600 di colore bianco satinato sporco graffiato, arriva il signor Enrico Guarneri Litterio. Buonasera signor Litterio. Guardi quanta gente c'è ad accoglierla. Mi lasci dire Dica. che appena che ho arrivato Sono arrivato. Che lei arrivavo prima. Sì, lo so. Sbrighiamoci che non siamo agibili, signora Rosa. No, finalmente siamo agibili. Ma perché lei è agibile? Io non sono più agibile. Dicevo Vabbè, lasciamo stare. che da quando ho arrivato io ho visto questo meraviglioso palazzetto dello sport Sì. di Catania a Corso Indipendenza. Sì, Con questo meraviglioso pubblico. Sì. Pubblico giovane, pubblico attento. Mi sento di dire dal profondo del cuore Sì. che questo è il palazzetto dello sport, è il pubblico più bello della Sicilia! e io ovviamente sottoscrivo e quindi rilancio, vero è? L'altro giorno era a Caltanissetta, al palazzetto dello sport, di questa cosa. Ma no! Si sono divertite. Ma se lei si vuole ingraziare il pubblico che poi le vuole bene, non può dire queste cose e poi smentirle. Sbrighiamoci che non siamo agibili. No, siamo agibili, ormai siamo Rosa, agibili. lei vuole dire che è agibile? Io sono no. agibile con questa giacca, con questa faccia, Ha Signora ragione. Rosa. Senta, a proposito di freddo, perché Sì. oggi abbiamo parlato un po' di freddo, perché c'è freddo in questo momento. Un applauso al signor La Rosa! Grazie. Questo piccolo grande uomo! Sì, grazie signor Litterio. Uomo! Vabbè, quello che Questo è. piccolo grande! Grande! Questo piccolo! Va bene. Io lo so a cosa si riferisce, ma è un'altra cosa. Allora, no, si riferiva a una battuta riferita a un politico. Che c'è? Fatelo, Litterio, fatelo, che abbiamo bisogno di un po' di gioia. Non ho bisogno di gioia! Allora, signor Litterio, io dicevo, a proposito di freddo Sì. e di neve, perché Sì. è arrivata la prima neve, lei ha avuto una esperienza drammatica sulla neve, sempre con quello zaurdo, mi perdoni, di suo cugino Alfio. Sono stato Sì, che sopra l'Etna, sì, con mio cugino Alfio. sì. Scendi da macchina, Sì. signora Rosa, ma ho portato i stivali, ma non potevo mai pensare che a neve avrei avuta tanta. Certo. I piedi se ne calare, i stivali si inchiarano tutti di neve. Sì. Mio cugino Alfio non ne ha bisogno di niente. Perché? Che c'ha 47 di piede. 47. 47 lungo e 47 largo, pare che aveva il racchetto, camminava tranquillo. A mia piano piano invece mi ha cominciato a congelare prima i dita, poi i piedi, i caccagni, i anni, tutto. I pantaloni diventarono tisi, almeno kiddi, tisissimi. Ma non lo dica, non lo dica. Ero spaventato, preoccupato, perché visti una specie di palazzina, dissi Alfio, a Monino ci pigliamo qualche cosa di caldo. Man mano che mi avvicinava sopra questa palazzina c'era scritto CAI, Cai, che io non sapevo tanto che significava. Che significa, signora Rosa? significa Club Alpino Italiano, c'è in tutti i posti di montagna. Club Alpino Italiano. Club Alpino Italiano, sì. Minchia, ma io non sapevo. Eh, Appena entrai, sai, l'occhio e viste CAI. Cai, Entrai e c'era un giovane un poco matelaco, appoggiato dietro un tavolo, così Sì. che mi tagliava. sì. A me Ducai mi aveva restato un da testa. Mm. Agghiacciato com'ero, tagliato questo giovanotto. Cai un caffè. Ma come Cai in cattiva? Dice no. Ci se cai un tè. Dice no. Ma che dici? Ci se cai una Coca-Cola. Dice no. Ma che minchia ci scrive cai che non cai niente, scusa. Ma che c'entra? Mica Cai, voce del verbo cadere. Ma che vuol dire? Va bene, Club Signor Alpino Lorenzo. Italiano, sì. Mi offrivo per pena Sì. un bicchiere di acqua. Sì. Ci si è affiato una manina nella macchina, a domani la stufa, perché nella macchina c'è la stufa, lei lo sa. Sì. La stufa catalitica, chi che non fa male. A bombola lei sopra portabagagli Ah, sì? e la stufa catalitica messa di Quindi dietro. scusi, lei c'ha addirittura una stufa collegata alla bombola. La posso mettere a 1, 2, 3. Ma mi tolga una curiosità che poi è anche la curiosità di questo Prego, meraviglioso pubblico. Prego, signor. Ma la Se aiutasse che non siamo agibili. Forse scade l'agibilità. Sì. Senta, ma il gas della Sì. bombola. A bombola chiedo a Sì, ho gas, da capito, cucina. ma è gas butano? Che? E chi è un pazzio? A collera della gibolata, un vice un pazzino.
Che te fanno parole, signora Rosa? Ma quale brutta... Guardi, Siamo fermi. il pubblico che mi segue lo sa, io non dico mai brutte parole, anzi cerco di essere sempre molto garbato. E quindi le ribadisco ancora una volta la medesima domanda. Il gas che alimenta la stufa catalitica della sua macchina è per caso gas butano? Signora Rosa, che dice? Guarda, magari senza chisto si sente ora. Sì, perché funziona l'auto. Voglio su un momento qua. Vabbè. No, signora Rosa, che? Come si chiama? Gas butano, è un tipo di gas. Gas butano, lo sapevate voi? In chimica si studia, i ragazzi che fanno la scuola lo sanno, è vero o no? C'è quella ragazza che dice così, si chiama gas butano. Sì? Sì, Ma è, mi dica. ma è proprio idrobutano o è figlio di butano? Senta, la vuole finire per favore? Vada avanti. Basta. Esco da questa palazzina con mio Sì. cugino Affio che mi teneva, io ero tutto agghiacciato, i cavoli si potevano rompere i pantaloni. Ci si Affio munendo da macchina e dobbiamo a stufa, stai camminando? Quando all'improvviso giro l'occhio e vedo da una discesa scendere uno con una specie di maschera tutta di vetro da faccia, un casco da testa, due cose lunghe in dei piedi e due stangone in dei mani, che scendeva come un proiettile! Come era un proiettile! E chi era uno? No, se erano tanti erano proiettili, era uno solo, un proiettile! Vabbè, proiettile. Signora Vabbè. Rosa, ha un puntato preciso Su di lei? sopra di me e mia cugina Lì? Affio. Io come ho viste? Sì, Ci dissi, Affio, ma sto cornuto, sì. tu Per dire. sterzo un de mano, ce ne vedi? Cioè, questo quando a stoccare, come un stocca che è preciso, e ci cominciai a fare segnalazione come per dire, gioia, te ne cura, no perché non ci sono gli strisci, ma vede che io stai passando. Certo. E a questo si rifurtivo completamente. Continuava a scendere, poi a un certo punto cominciava a fare pista, pista, pista. Ci si Affio, ma sto cornuto sta parlando con un altro e io andando E continuava a sfrecciare verso di voi. sì. E che continuava pista, pista. Sto cornuto di Affio che non ha parlato mai, da più a ucca per dire una minchiata. Sì. Mi disse, Letterio, cucino, facciamo come decido. E non mi siamo a pestare, tutto Ma non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Alla Rosa, ne pigliamo un centro preciso. E l'ho capito. Ci hanno ritrovati 700 metri più sotto, dopo 3 giorni a guardia forestale. Gli feci un'unica palla di neve. Io un d'Alettana non c'è chiaro più. È meglio così. L'applauso per il signor Litterio, Io non c'è chiaro più. che ringrazio ovviamente per la sua disponibilità. Domani saremo anche, come ricordava il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, a questo spettacolo che faremo all'unità spinale del Cannizzaro per Laura Salassi e per tutti i pazienti che sono lì ricoverati, quindi non se lo dimentichi signor Litterio. A che ora? 11:30 saremo lì domani mattina. Domani alle 11:30 siamo all'ospedale tutto voi. Stasera io ci stavo finendo oggi pomeriggio. Vabbè. Allora senta un'ultimissima cosa, perché sua moglie crocifissa, diciamo che sempre le crea qualche problema. Signora Rosa, l'amore non è bello se non è lettegarello, io ci sparasse, però... No, lei ultimamente ha litigato per sua figlia. Vogliamo ricordare come si chiama sua figlia? Fiammetta, Fiamma. Mi vuole dire perché l'ha chiamata così? Come perché? Perché quando nascevo il ginecologo a Taleao, mi Taleao mi disse a bruciasse. Si può bruciare una figlia. Allora. Però per non dimenticarlo la chiamai Fiamma. Allora, siccome tutti i genitori, come me peraltro, sono orgogliosi dei propri figli... Io sono grande orgoglione. Sono orgogliosone per mia figlia. Orgoglioso. E basta. Orgoglionate, basta. Allora, anche lei è orgoglioso di sua figlia, perché quando i figli fanno qualcosa di buono noi genitori siamo contenti. Possibile che sua figlia non le abbia dato mai almeno una soddisfazione? Una? Intanto ogni anno passava. A scuola passava. Quindi a scuola andava bene? Poi ora sta lavorando. Da 2 anni lavora e guadagna 1.500 euro al mese. 1.000 manna a casa, 500 si tenida. Quindi è anche molto generosa. Lavora al circo equestre. Al circo equestre? Al circo equestre. Bene. E che cosa fa esattamente al circo equestre? Voglio dire... Che può fare, signora Rosa? No, vi dico,
fa la domatrice di leoni? Ma che è pazzo? Perché? A mettiamo in la gabbia chi leone. Perché? Non se la mangiano. Ma perché sua figlia com'è? Che come la vedo ci chiesto un pasticcino che Va sono bene, va bene. Allora mi sono sbagliato. Probabilmente sua figlia fa la trapezzista? Ma la rosa! No. E a cascata da sopra comincia a rimbalzare, una pigliano. No. Senta, allora ho capito, forse ho capito. Ma ha capito niente lei? Sua figlia al circo fa la cassiera. No, no. Perché? È pericolosa la cassiera. Che ci fanno che è una rapina, parte un colpo, ci vanno mezzo, l'innocente, la cassiera. No, allora, pericoloso. prima di salutarla, ci vuole dire, perché No, siamo curiosi di saperlo, che cosa fa sua figlia al circo? A scimmia! Ma come la scimmia? Pigliavo tutta di sua madre. Ma perché com'è? Tutta un pelo, parte da qua e finisce nei piedi. Va bene. Il signor Enrico Corneli Litterio. Ciao! Grazie anche a te Auguri. Enrico per questa testimonianza di solidarietà E complimenti a loro. con la tua comicità. Per la loro presenza. Complimenti a loro. Enrico Corneli, Grazie. Litterio Scalisi. Ciao. Grazie.